C'è persino chi ha perso il posto di lavoro dopo decine di anni di insegnamento e di incarichi di responsabilità tra le centinaia di insegnanti della scuola primaria e dell'infanzia che in Veneto sono state licenziate retroattivamente perché in possesso solo di un diploma magistrale e non di quella laurea in scienze primarie che è richiesta ora per svolgere la professione, ma non lo era al tempo delle loro assunzioni. Le promesse di una soluzione politica per ora non si sono realizzate. In Veneto si calcola che siano circa 2000 persone perché erano questi i numeri degli insegnanti diplomati magistrali che erano a rischio di perdere il posto. Molti di questi erano nelle graduatorie ad esaurimento ed erano stati già inseriti con incarichi di ruolo perché nel frattempo qualche insegnante è andato in pensione, qualcuno è tornato nella regione di origine, quindi posti vacanti in Veneto mancano questi insegnanti, ma coperti i posti, questi insegnanti si è scoperto non avevano secondo lo Stato i titoli. Una situazione personale che per alcuni di questi insegnanti si sta facendo drammatica. Oltre al licenziamento e all'esclusione dalle graduatorie ad esaurimento, infatti, non riceveranno neanche la NASPI, l'indennità mensile di disoccupazione. Ci sono persone che devono pagare il mutuo della casa, che devono far fronte a spese familiari e che non hanno avuto la copertura. Saranno insegnanti precari, condannati alla precarietà per tutta la vita, perché il Ministero dell'Istruzione ha poi attivato un concorso chiamato, un concorso dedicato. E in questo concorso dedicato però ha garantito pochissimi posti, quindi in Veneto sono 90 sui 2000 che hanno fatto quel concorso.